è stato interessante fare questo momento di confronto col professor Bagnai, perché io credo che in questo momento c'è una crisi economica profondissima e le iniziative adottate dal governo italiano, a partire dal governo Monti, con le larghe intese, non sta risolvendo il problema degli italiani. Allora io credo che il problema non sia l'Europa, il problema sia la gestione dell'euro, della moneta unica. Imporre la stessa moneta a soggetti che hanno forza diversa alla fine rende più forte chi è forte e più debole chi è già debole. Quindi va rivisitato tutto. Basta sentire i commenti di questi giorni, quando si parla in Europa e si critica da un lato la Germania perché esporta troppo e non importa e non cura il mercato interno, e dall'altra parte l'Italia perché non ha i conti in ordine. Si capisce che la stessa regola nei due paesi non può funzionare. Noi dell'Italia dei Valori non abbiamo vincoli ideologici, non abbiamo nemmeno poteri forti dietro le spalle o da dover proteggere o tutelare, siamo più liberi quindi di poter rischiare, di poter scommettere, di poter dire in maniera innovativa che per uscire dalla crisi bisogna fare qualcosa di diverso da quello che sta facendo il governo, anche rivedere la gestione dell'euro, perché sicuramente può essere uno strumento di innovazione, uno strumento di progressione economica, ma può diventare anche uno strumento di crisi come quello che stiamo vivendo in questo momento.